L'abbiamo detto in campagna elettorale e adesso è realtà. 1,5 miliardi di euro per tutti i truffati delle banche. Inoltre abbiamo portato delle innovazioni incredibili all'interno di questa legge, ovvero non ci sarà nessuno scudo per le banche, per chi ha truffato. Infatti chiunque deciderà di prendere i soldi potrà comunque fare causa alle banche, mentre questo prima non era permesso dalle leggi precedenti. Inoltre non ci sarà bisogno di un arbitro dell'ACF e nemmeno dell'arbitro della Consob per dimostrare di essere stati truffati, ma semplicemente chi è stato un risparmiatore truffato potrà richiedere con una semplice richiesta al MEF, al Ministero di Economia e Finanza, di avere il risarcimento. Inoltre andiamo a privilegiare i rimborsi nei confronti delle persone che hanno un ISEE inferiore ai 35.000 euro, quindi stiamo ancora una volta più vicini a chi ne ha più bisogno e a chi più duramente è stato colpito da questa terribile truffa. Questo è il governo del cambiamento. Prima di tutto voglio ringraziare i comitati che ci hanno dato la forza di combattere al loro fianco e soprattutto di rappresentarli all'interno delle istituzioni. Voglio ringraziare Luigi Di Maio, Villarosa e tutte le persone che hanno combattuto affinché questa diventasse realtà. Vi chiedo di divulgare questo video, questo messaggio, di farlo sapere alle 219.000 persone che sono state colpite qua in Veneto e al 500.000 circa che è stato colpito in tutta Italia da queste terribili truffe, perché finalmente è arrivato il cambiamento e dobbiamo farlo sapere a tutti.